25 anni fa, andando in stazione a prenotare un treno per il giorno dopo, dovevo andare a Milano, una vecchietta cieca mi ha tagliato la strada. Sono caduto, ho sbattuto il ginocchio destro, si è rotta la punta della tibia. 3 mesi di gesso, poi riabilitazione, eccetera. Per 25 anni tutto andava benissimo. Entrato negli 83 anni, risento questa frattura. E quindi mi sono portato un bastone, che è questo. È un ordine. Mi sono portato un bastone per andare in una casa che è la sua casa, perché lei adesso è studentessa di filosofia in questa facoltà, qui nel Liviano. Bravo. Io non amo coloro che quando devono parlare tirano fuori un foglio e leggono. Io amo improvvisare. Improvvisando dico delle cose anche incontrollate. Io ho studiato qui, mi sono laureato qui, ho fatto tutti i miei esami, ho fatto la tesi, riconosco queste aule dove andavo a lezione, dove sostenevo gli esami, ho attraversato l'istituto di storia antica nel quale ho fatto la mia tesi, ho riconosciuto il tavolo al quale mi sedevo, io da una parte, dall'altra 3 ragazze, secondo me tutte e 3 innamorate di me all'epoca, e provo una serie di ricordi dolci ma anche strazianti. Non sono stato compreso. Ma questo è un destino che mi porto dietro e che ha a che fare con la mia origine. Siamo nel 2017. Il mio primo libro pubblicato a Neri Pozza è del 1967, sono 50 anni, mezzo secolo di scrittura. Il mio primo romanzo si chiama Il Quinto Stato, per indicare l'ultima condizione sociale, aristocrazia, clero, terzo stato o borghesia, quarto stato o proletariato urbano, quello di cui si occupa Marx, quinto stato. Diciamo il proletariato delle campagne, i braccianti, i lavoratori della terra. Era il mio mondo, che è esattamente al centro di un rettangolo che ha i vertici Este, Legnago, Casale della Scodosia, Rovigo. Un mondo che era raccontato allora in chiave bucolica, arcadica. Che bella la campagna, l'aratore che canta, la massaia che va al fiume, anche lei canta. Non era vero nulla. La campagna è un posto eroico, tragico, grandioso, pieno di leggende, di miti, di favole, di fatica, una fatica disumana. Io mi ricordo mio padre con delle braccia poderose enormi, mio fratello infinitamente più robusto di me, non aveva giornate di riposo, non c'era domenica, non c'era stagione di riposo, era un luogo di immensa fatica, di grande tenacia, di intenso risparmio, di forte religiosità. Se cerco una definizione della civiltà contadina, la definizione che mi viene più spontanea è questa: il mondo contadino era perennemente in contatto col mondo di là. I morti possono tornare, i diavoli ti possono tentare, gli angeli ti possono proteggere, e tra il mondo di qua e il mondo di là ci sono dei varchi attraverso i quali i vivi e i morti passano continuamente. Ho scritto questo libro. Quando scrivo un libro mi intimidisco. Ho paura del destino del libro che va per il mondo. Ho paura che il mondo non lo capisca. Quando Garzanti mi stampava un libro e la libreria Draghi lo esponeva nella sua vetrina e io facevo una passeggiata venendo
da via Belzoni, via Altinate, e mi trovavo la vetrina Draghi con i miei libri, tornavo indietro. Sono stato a Monaco di Baviera un giorno in cui usciva in Germania La vita eterna, in tedesco Das ewige Leben. Vado in una libreria a comprare dei libri e vedo una pila così di Das ewige Leben. Sono uscito immediatamente. Avevo paura che la gente mi riconoscesse, mi accusasse, questa paura. I libri, la letteratura non è un gioco, non è una menzogna. Sto citando titoli di libri di scrittori che dicono la letteratura è gioco, la letteratura è menzogna. La letteratura è tutto. C'è la fede, la paura, la tua vita, la vita dei tuoi, il tuo dopo vita, tempo importantissimo, in funzione del quale la civiltà contadina concepisce la vita dei viventi. I viventi vivono per quello che saranno dopo la loro vita. Per fortuna, questo mondo piccolo, ristretto, è in realtà una frangia della campagna che ha le sorelle nella campagna francese, nella mesetta, nella pusta, nella pampa. Io sono andato con gioia a presentare i miei libri tradotti in Ungheria, in Francia, in Argentina, perché mi immergevo in civiltà fraterne della mia. Ho visto che qui è venuto anche il sindaco di Urbana. Sono stato amato dai sindaci del mio paese. C'era una volta un sindaco che si chiamava Roberto Soliman, che anche se io andavo a presentare un mio libro nella Terra del Fuoco, lui era là seduto in prima fila che mi aspettava. Questo vuol dire essere amati. Io amo questo. Quindi il libro è una testimonianza. Io ho testimoniato questa civiltà dall'interno, come era vissuta dall'interno. Ed era tutto il contrario di quello che la civiltà urbana credeva: folklore, divertimento, personaggi buffi, comici, grotteschi, risibili. In realtà era tutto il contrario. Io, essendo vecchio, ho attraversato anche la fase della resistenza e quindi delle rappresaglie e quindi delle impiccagioni. In questo momento mi battono nel cervello le immagini di alcuni impiccati al ponte di Bevilacqua e sulla strada che da Urbana va a San Salvaro. Quello del ponte di Bevilacqua era stato catturato, non c'era dubbio che era un partigiano, fu impiccato lì, è stato un eroe, perché gli avevano messo un laccio al collo per spaventarlo e fargli dire i nomi dei componenti della squadra, ma lui con le mani legate diceva non parlo, piccheme, e lo hanno impiccato. Gli hanno eretto un cippo lì al ponte di Bevilacqua, che è il primo paese che si incontra uscendo dalla provincia di Padova verso quella di Verona. Io, che avevo un fratello e 2 sorelle lì, adesso ho ancora la famiglia del mio fratello e le famiglie delle mie 2 sorelle, ogni tanto allungavo questa strada di qualche chilometro e passavo davanti al cippo di questo parente impiccato. Hanno asfaltato la strada, hanno tirato il guardrail e il guardrail nascondeva il nome e il cognome di questo ragazzo. Ho mandato una lettera al sindaco di Bevilacqua, provincia di Verona. Sindaco, è stato un eroe, ha avuto coraggio, si è fatto impiccare, non è tradito. Alzi il cippo di 30 centimetri 40, oppure tagli il guardrail. Non mi ha risposto. Però il mese dopo, passando, ho visto il cippo alzato. È il nome che si leggeva ancora. Sono grato a quel sindaco. In me resta l'idea che la scrittura è potente, che la parola scritta è importante, che perciò hai una grande responsabilità scrivendo. Ho contratto delle disgrafie col tempo, perché ci sono delle parole più importanti di altre, scrivendo le quali la mia mano trema. Se cambio parola non trema più. La scrittura è importante. Quindi mi resta nel ricordo la traduzione in Germania della vita eterna,
un gruppo di magistrati tedeschi che lo leggono e dicono: ma cosa racconta questo scrittore italiano? Sono successe queste cose là, sono scesi a Este, a Legnago, a raccogliere testimonianze, hanno preparato un processo contro il comandante tedesco che aveva stanza a Este e che era ancora vivo, e hanno preparato i documenti a carico. Questo comandante tedesco di Este, che io avevo visto passare, aveva un Alfa Romeo color rosso e un cane. La sua stanza a Potsdam, la notte prima della prima udienza, con la pila di documenti a carico, quindi anche la vita eterna, das ewige Leben, a sostenere le cause delle famiglie italiane. C'era l'avvocato di Verona, Guarienti, mio amico ancora vivo, ha un infarto e muore. Il giornale francese Libération mi domandò più tardi: lei come pensa a questo libro che ha avuto questo risultato? Io dico: penso che scrivere questo libro è stato per me come sparare un colpo di fucile dall'Italia alla Germania, dalla campagna alla città tedesca, per colpire al cuore un nemico della mia gente, l'infarto, al cuore, l'infarto. La scrittura è potente perché quando sono andato in Argentina, là c'è un grande editore che si chiama Losada, che mi ha tradotto alcuni libri, venivano a migliaia e migliaia a sentire uno scrittore veneto. E mi trattavano come un'ostia consacrata, mi portavano in giro nei licei, nelle scuole superiori che si chiamano Marco Polo, Piccola Vicenza, hanno nomi così, a incontrare i loro ragazzi, ai quali non pareva vero che uno scrittore dell'Italia, paese mitico, glorioso per loro, l'alibi per la loro vita, che uno scrittore italiano e per di più veneto fosse arrivato in casa loro. Era un inviato della grande madre Italia perduta. Qui siamo a Padova. Padova è stata anche una città dove ha battuto forte il terrorismo. Io sono scappato da Padova più volte. Mi sono procurato documenti sul terrorismo. Qui vicino, in via Patriarcato, c'era una libreria aperta solo di notte, un giorno alla settimana, dalle 22 alle 24. Lì ho trovato materiale illecito che doveva essere distrutto e ho scritto un romanzo calando dentro documenti ricavati da questa frequentazione della libreria. Quando c'è stata la strage di Bologna, la polizia ha trovato 11 pagine di questo libro copiate a mano in un quaderno nel covo di una cellula che essa, polizia, sospettava fosse la cellula di quelli che hanno messo la bomba. Quindi 11 pagine di questo libro contenevano il movente. Figurano queste pagine nell'arringa dell'Avvocatura dello Stato, che è l'accusa, e nella sentenza di condanna. Quando io sono tornato in Argentina, pensavo dentro di me, vedendo questi ascoltatori, che io per loro avevo fatto il massimo, avevo raccontato la vita dei loro fratelli veneti e avevo fatto da ponte con loro, andando là a visitarli per sentire le loro impressioni su questi libri tradotti nella loro lingua. Quando vado a Bevilacqua, passo davanti a questo cippo del parente impiccato, mi fermo un attimo e dico: io per te ho fatto quello che potevo. C'ho un figlio che insegna diritto penale, procedura penale all'Università di Bologna. Quando vado a trovarlo, esco dalla stazione, mi giro, guardo questa immensa iscrizione che porta tutti i nomi delle vittime, è la più grande strage di terrorismo compiuta in Italia, e avendo contribuito a scoprire la cellula dico: io per voi ho fatto quello che potevo. Anche per i miei paesi contadini, che però non l'hanno capito, per la prima generazione non l'hanno capito, la seconda nemmeno, adesso cominciano a capirlo. Ho visto che sei il sindaco di Urbana qua.
Quando io esco da Padova e vado nei miei paesi, che cominciano da est, io dico a questi paesi: io per voi ho fatto quello che potevo, vi ho raccontato, in qualche modo vi ho spiegato. Non mi hanno capito per una generazione o due, ma non si scrive per la prima generazione o la seconda, si scrive per quelli che verranno dopo. Questo dopo è venuto, la Regione Veneto si è accorta che io esisto, finalmente, ne ha preso atto, mi premia, sono grato. Grazie. Lei non ha fatto quello che poteva, lei ha fatto molto per la nostra terra, ha fatto molto per anche tramandare cose che altrimenti andrebbero perse, quindi veramente come Regione convintamente abbiamo individuato lei come personalità quest'anno da riconoscere. Complimenti ancora. Grazie, grazie a Ferdinando Camon, grazie Presidente.